In questa puntata il percorso che faremo assieme ci permetterà di visitare Samugheo, un piccolo borgo situato a 400 metri sul livello del mare in provincia di Oristano, conosciuto per la produzione tessile. Vedremo il paese ben valorizzato e andremo a visitare il Museo Unico Regionale dell'Arte Tessile Sarda, che dispone di una collezione basata sulla produzione tessile della Sardegna che va dal XVIII secolo fino alla prima metà del XX secolo. Un salto in un laboratorio di tessitura per poi visitare This is what you are. Ciao amici dell'Isola che c'è, oggi conosceremo Samugheo. Ci troviamo in provincia di Oristano, un paese ben valorizzato, conosciuto soprattutto per il settore tessile. Ebbene, siete pronti per questa nuova puntata? Andiamo ad incontrare il presidente della Proloco, Gianni Cau, che ci aspetta. Ciao Gianni, come stai? Ciao. Grazie per avermi ospitata qui a Samugheo, ti ringrazio davvero perché per me è la prima volta, un po' emozionata perché ho una certa età e non ho mai avuto la possibilità di visitare questo splendido paese che sicuramente offre tante ricchezze, soprattutto storiche, un'identità culturale davvero forte. Siete conosciuti in tutta la Sardegna grazie proprio al settore tessile. Ma toglimi una curiosità, perché si chiama Samugheo? Allora, Samugheo perché deriva da Samigueu, che sarebbe San Michele. San Michele, noi avevamo una vecchia la prima chiesa di Samugheo si chiamava San Michele e da qui poi si è sviluppato il nome da Samigueu a Samugheo. E quindi si è sviluppato anche il paese attorno a questa chiesa? Sì, poi intorno alla chiesa si è sviluppato il paese, poi piano piano siamo progrediti, è diventato un bel paese orgoglioso e rigoglioso di tutte le cose. Perfetto, io sono davvero curiosa, andiamo a conoscere Samugheo e soprattutto le ricchezze di questo paese. Andiamo. Samugheo sorge nel cuore delle colline del Mandrolisai, di cui è parte integrante, nonché il centro più popoloso. Questo territorio è ricchissimo di reperti e siti archeologici, come le Domus de Janas, la tomba dei giganti, il nuraghe e il sepolcro giudaico nella località di Prano e Laccos, luoghi nei quali sono stati ritrovati numerosi reperti. Il paese è conosciuto anche grazie al carnevale, con le maschere tipiche, i cosiddetti mamuzzones, riscoperte e portate alla luce all'inizio degli anni '80. Le grandi ricchezze di questo luogo sono le lavorazioni artigianali, come quella del pane, tanto da far ottenere il riconoscimento del marchio DOC per i suoi prodotti. Non meno prezioso il suo artigianato tessile. Ai tappeti pensate sono dedicati anche molti dei murales che ornano il paese. Per questo nel nostro viaggio non può mancare la visita al Museo Unico Regionale dell'Arte Tessile, che conserva antichi tappeti, arazzi e coperte realizzati su telai in legno. Museo che ora andiamo a visitare. Tappa imperdibile qui a Samugheo è senza dubbio questo straordinario museo unico in Sardegna, il Museo dell'Arte appunto tessile. Al mio fianco il direttore di questo museo, Bainjo Cuccu. Ebbene, come è articolato questo museo? Iniziamo anzi dal nome, come si chiama? Sì, MURAS è l'acronimo di Museo Unico Regionale dell'Arte Tessile Sarda. E nasce per preservare e per conservare la tradizione del tessile in Sardegna, perché è un museo che ha una collezione che è importante per due differenti motivi. Uno per la quantità di pezzi che sono stati selezionati
Il secondo sono oltre 600. La seconda motivazione è il fatto che rappresenta tutta la Sardegna, quindi non solo una porzione. Ebbene, è articolato su 2 piani e in questo piano cosa possiamo trovare? È diviso in 2 parti e solitamente facciamo nel primo piano delle mostre temporanee che hanno una durata di 3-4 mesi e quindi 3 all'anno, mentre il piano superiore è occupato per gran parte del periodo dell'anno dalla collezione permanente. Perfetto, adesso andiamo proprio a visitare la mostra temporanea. A questo spazio espositivo in questo momento troviamo la mostra Tavolare de Pero, le manifatture delle case d'arte. È una mostra che è nata in collaborazione con il Museo Marte di Trento Rovereto e col Comune di Sassari. L'intento è quello di porre in dialogo 2 grandissimi artisti del nostro secolo, del secolo passato, che sono Fortunato de Pero e Eugenio Tavolara. Sono 2 artisti molto affini che però non sono mai incontrati, ma che ci dicono qual era il fermento in quegli anni in tutta Italia. Tra le affinità di Tavolare e de Pero possiamo vedere qui in esposizione la caratteristica della produzione tessile. Tavolare che produceva i tappeti per la Sardegna con i disegni per ogni paese, mentre de Pero realizzava delle tarsie in cui metteva i disegni del futurismo. Sappiamo che de Pero è uno dei più grandi fondatori del futurismo. Altre caratteristiche sono quelle della realizzazione dei pupazzetti e anche dei giocattoli. Ci troviamo ora nel secondo piano, la sezione storica, sicuramente quindi quella più interessante. Bene, i pezzi più importanti quali sono? Allora, i pezzi più importanti sono questi che vedete esposti alle nostre spalle, sono le fressadas che provengono dalla zona centrale della Sardegna. Stiamo parlando di pezzi e manufatti prodotti in paesi come Nuli e Oliena. La fressata è molto importante perché veniva utilizzata per molte funzioni nella vita quotidiana. Veniva utilizzata anche probabilmente per le veglie funebri. Proprio per questo argomento abbiamo fatto una piccola sezione in cui sono presenti anche i tappino e murto di Orgosolo, altra rarità della produzione tessile. Quindi sono questi tappeti piccoli, di quali anni stiamo parlando? Allora, stiamo parlando dei primi dell'800 e la particolarità di questi tappeti è che hanno una diretta provenienza dal Kilim anatolico. E poi cosa organizzate, oltre che delle mostre? Sono a conoscenza del fatto che organizzate dei corsi proprio. Sì, facciamo dei corsi, abbiamo fatto degli incontri, dei convegni, abbiamo fatto anche dei concorsi di idee, come quello di Anno d'Arte fatto l'anno scorso, in cui abbiamo fatto un bando per il nuovo disegno del tappeto di San Mugheo, a cui hanno partecipato più di 50 professionisti tra designer e architetti da tutto il mondo. Ecco, quindi questo è un modo per far conoscere il tappetto sardo in tutto il mondo, è così? Sì. Dopo aver visitato il museo sulla tessitura, spostiamoci verso un laboratorio tessile. Ho raggiunto Isabella, appunto artista e artigiana di un laboratorio tessile artigianale appunto qui a San Mugheo. Ebbene, sappiamo purtroppo, ahimè, che questo settore sta un po' andando in crisi perché era il settore trainante proprio di questo paese. Quali potrebbero essere le soluzioni, anche se è difficile, però lo voglio chiedere proprio a voi che siete nel settore, che magari avete delle soluzioni proprio che potrebbero arrivare alla dirigenza politica. Avremmo avuto bisogno di maggior tutela già da tempo fa e oggi ancora di più, perché comunque è un settore che ha perso molto del suo valore. Non è semplice distinguere un pezzo fatto a mano da un pezzo fatto a macchina, assolutamente. Messi vicino allora uno riesce a notare delle differenze, ma presi separatamente no, perché comunque ti devi fidare di chi te lo vende, quindi se uno ti garantisce di un lavoro fatto a mano, tu come tale lo prendi. Ed è molto, non c'è un disciplinare che ti dice che il fatto a mano ha questa particolarità e quello fatto a macchina ne ha un'altra. Cioè il prodotto è molto molto simile. E il prodotto fatto a mano è tutelato, oppure spesso io posso andare magari a comprare un prodotto creato con delle macchine dove c'è scritto realizzato a mano? Sì. Questo avviene? Sì, avviene spesso e volentieri. E i disegni che voi andate a realizzare sono dei disegni registrati? No, sono dei disegni tipici che sono stati tramandati più che altro dalle nostre nonne, quindi in famiglia. E voi cosa producete in questo laboratorio? Noi in questo laboratorio produciamo
dal semplice portacellulare, che è un prototipo della bisaccia, della stoffa della bisaccia, al copriletto da corredo, che può essere questo. Praticamente facciamo di tutto, dal tappeto alla tovaglia, alla tenda, la borsa, tutto ciò che è fattibile col telaio. Il nostro viaggio continua e ora andiamo a visitare la chiesa parrocchiale, particolarmente suggestiva, dedicata a San Basilio, il santo protettore del paese, che l'aveva miracolosamente salvato dalla peste nel XVI secolo. Andiamo a salutare Don Alessandro che ci aspetta. Buongiorno Don Alessandro, un sacerdote giovanissimo proprio per questa comunità. Quanti anni ha? 39 anni. Quindi veramente giovane. Abbiamo visto proprio le bellezze di San Mugheo, il museo, ed è una piacevole sorpresa questa chiesa dedicata a... È dedicata a San Sebastiano, martire. E chi era San Sebastiano? Era un martire, è stato appunto ucciso, ha versato il suo sangue proprio per testimoniare la figura di Gesù Cristo. Quindi penso che sia fondamentale che questa comunità abbia proprio questa figura di una persona che ha versato il sangue, quindi che ha testimoniato concretamente, quindi è un esempio per tutta la comunità. E invece questa meravigliosa chiesa, come possiamo descriverla? È una chiesa che ha subito vari restauri e ultimamente proprio abbiamo terminato il restauro 2 anni fa. Come potete vedere è molto semplice, ma allo stesso tempo è molto bella, molto diciamo dignitosa. Questa chiesa, come potete vedere, è a 3 navate, navata centrale, le cappelle, ci sono ben 10 cappelle, quindi è una chiesa abbastanza grande per la comunità, che sappiamo che appunto sono 3.200 abitanti. In stile? In stile gotico aragonense. Gianni, presidente della Proloco di San Mugheo, una delle Proloco più antiche della Sardegna, è così? Sì, effettivamente la Proloco di San Mugheo è nata nel 1954, fondata quasi per caso da mio zio, l'avvocato Emanuele Cau, che è stato il primo fondatore della Proloco, e che con lui sono nate la mostra dell'artigianato e varie altre cose di San Mugheo. Io adesso sono al 3° mandato consecutivo e mandiamo avanti tutte le attività culturali, tutto quanto. Quali sono le manifestazioni più importanti per San Mugheo? Allora, noi partecipiamo a tutte le feste di San Mugheo, iniziando dalle sagre di Sant'Antonio, San Sebastiano, Sant'Isidoro, San Costantino, San Basilio e la Sagra del Pane, in tutte varie attività. In più la Proloco partecipa sempre alla mostra dell'artigianato, che diciamo è il clou di San Mugheo, perché ha mandato avanti la lavorazione dei tappeti di San Mugheo, che è una cosa, diciamo, il primo lavoro di San Mugheo. E poi non dimentichiamo il grande carnevale proprio di San Mugheo, e non so se si senta, io sento già dei campanacci che ci chiamano e richiamano la nostra attenzione, quindi andiamo a scoprire la maschera di San Mugheo. Sì, adesso andiamo. Una festa importantissima e davvero attesa è quella del carnevale, ma soprattutto i carnevali tradizionali. E infatti qui davanti a noi stiamo assistendo alla vestizione della maschera di San Mugheo. Come si chiama questa maschera? Questa maschera si chiama il Mammuzzone di San Mugheo ed è rappresentata da 3 tipologie di maschere. Questo ragazzo che abbiamo qua di fronte, che sta vestendo la maschera del Surzu, che è l'anima sacrificale che viene portata in processione. Lui con il cappotto in orbace nero, che si chiama su Gabbanu, che è suo amadore, quello che tiene Surzu in processione e cerca di tenerlo a bada. E quell'altro ragazzo è il suo Mammuzzone vero e proprio, che accompagna Surzu in processione. Quindi adesso stiamo assistendo alla vestizione, a breve vedremo il rito. Ecco, cosa simboleggia e in cosa consiste? Allora, il rito consiste nel portare Surzu in processione. Viene portato a spasso per il paese, tirato da suo amadore che lo tiene a bada. Surzu si agita e si muove un pochino in modi come meglio crede, cercando di, diciamo così, attirare una ragazza, una giovane donna e portarla al centro del cerchio. E cosa rappresenta Surzu? Surzu dovrebbe essere l'orco come cosa, rappresenta l'anima sacrificale che è messa al momento per il sacrificio per Dionisio. Lui rappresenta vita con l'atto, diciamo così,
dell'atto sessuale che dovrebbe rappresentare il momento del rito, rappresenta vita, fecondazione, morte e rinascita. Ecco, quindi questo è il ciclo: vita, fecondazione, morte e rinascita. Quindi lui poi si vedrà lottare proprio con... Allora lui si vedrà lottare contro suo amatore, che cerca di tenerlo a bada per portarlo al centro del cerchio e fargli fare la fine, diciamo, per farlo morire al centro del cerchio. E lui cosa rappresenta? Lui rappresenta quello che tiene l'anima sacrificale, quello che cerca di tenerla a bada. Quindi la ragione potrebbe rappresentare? Sì. E invece la terza figura invece cosa rappresenta? La terza figura rappresenta Su Mamuzzone, che con il suono dei campanacci cerca di tenere a largo e lontano gli spiriti maligni. Ho raggiunto Francesco Urru, vicepresidente della Proloco, appassionato del costume tipico di Samugheo. Infatti sono venuta a conoscenza del fatto che hai effettuato proprio una ricerca di questo costume tipico. Allora, praticamente io mi occupo all'interno della Proloco, mi occupo anche sono responsabile del gruppo folk della Proloco stessa, che ha avuto i Natali da tantissimi anni fa, agli inizi del secolo, in occasione delle visite reali d'Italia in Sardegna. Da ragazzino, già 25 anni ormai che faccio parte del gruppo, e la mia passione, oltre che per il ballo, è stata più che altro per l'abito tradizionale. Io tendo anche a non chiamarlo costume, perché la definizione di costume la intendo più come una divisa di gruppo folk che come abito tradizionale. Durante tutti questi anni comunque ho visto che ciò che era rappresentato, perché ciò che noi vediamo in televisione o che indossano i gruppi folk sono una sorta di divise magari che prendono di volta in volta pezzi o tipologie o fogge degli abbigliamenti tradizionali locali, però vengono definiti come l'abito tradizionale locale. Questo io ho avuto modo di verificarlo anche nelle visite dove si finisce e non dove si inizia, ovvero in cimitero. Io vedevo che non corrispondeva all'abito locale ciò che io vedevo nel cimitero. Da lì comunque è nata una passione, ricerche, dove sono stato coadiuvato da tutti i ragazzi che sono passati nella storia del gruppo folk, che con me hanno collaborato e mi hanno aiutato tantissimo nelle varie ricerche. Poi fino a quest'anno che si è verificato forse un mio sogno, quello di realizzare un vero e proprio, più che un libro, un opuscolo dove sono rappresentate le diverse tipologie, le diverse fogge dell'abito tradizionale. Qua abbiamo rappresentati alcune delle fogge, perché rappresentarle tutte sarebbe stato impossibile. Queste sono le fogge più festive. Nel catalogo abbiamo voluto rappresentare tutte queste diversità con una galleria storica dove testimonia veramente quali erano l'abito tradizionale, con delle foto anche molto vecchie. E poi, invece di utilizzare una tipologia di libro documentato e scritto, abbiamo preferito che le didascalie stesse fossero le foto. Quindi per ogni tipologia di costume è stata rappresentata la foto storica con una piccola didascalia e le fotografie realizzate con pezzi antichi, ma fatti indossare ovviamente da manichini per non preferire nessuno nell'abito. Sono dei pezzi tuttora esistenti? Sì, sono dei pezzi esistenti, ci sono anche pezzi molto rari, come ad esempio queste gonne rosse che sono andate in disuso a Samugheo dagli anni 20. Dopo i lutti della Prima Guerra Mondiale praticamente questo tipo di gonna non è stato più usato. Dopo aver visto i costumi tipici di Samugheo, spostiamoci e andiamo a conoscere una realtà davvero interessante. Un allevatore, Paolo Frongia, che utilizza il latte prodotto dalle asine in grande quantità per creare Gaia, la saponetta al latte d'asina. Come nasce questa idea imprenditoriale? Un'idea molto particolare. Beh, io ho avuto la fortuna di una nonna che saponificava e che nel suo vicinato saponificava anche per le vicine di casa. Di conseguenza io poi ho voluto riportare una nuova saponificazione con un allevamento proprio di asine, che grazie al nostro territorio che è incontaminato e diciamo, gli animali vivono al pascolo brado, acquisendo tutte quelle che sono le sostanze della macchia mediterranea, ottenendo un latte di alta qualità, ho pensato appunto di produrre una saponetta con latte d'asina che conferisce al nostro sapone una particolare qualità sia dal punto di vista del latte stesso, che essendo un latte ottenuto da un'azienda, la nostra, che è 20 anni in biologico e quindi ha tutte le caratteristiche nutrizionali del latte, per giunta diciamo noi saponifichiamo con latte fresco, ottenendo quindi una saponetta che ha tutti i valori nutrizionali del latte stesso. Ricordiamo le proprietà proprio benefiche di questa saponetta?
Beh, diciamo che oltre alle vitamine abbiamo gli acidi grassi polisaturi, gli omega 6 e naturalmente non da poco il lisozima, che è un enzima antibatterico che alle persone che hanno anche problemi sulla cute, anche allergiche, oltre a essere tollerato dà un beneficio, nel senso che è curativo come principio. Paolo, io ti faccio i complimenti perché il prodotto, posso dire, è davvero ottimo, l'ho provato anch'io. E qual è il tuo sogno nel cassetto? Beh, il mio sogno nel cassetto, un po' magari così, un po' esaltato, però sarebbe quello di partecipare a Expo 2015 per dare più visibilità al mio prodotto. San Mugheo si caratterizza per l'arte tessile, per il carnevale, per le tante feste, ma anche per i suoi prodotti enogastronomici. In questo caso delle eccellenze. Cosa abbiamo davanti? Produciamo il vino del Mandrolisai più del Vermentino di Sardegna. Abbiamo del formaggio pecorino, del formaggio di latte vaccino che noi chiamiamo sugasullungu e del pane tipico samughese. Ecco, sono venuta a conoscenza proprio per quanto riguarda il pane, che avete messo a sistema alcuni prodotti sotto il marchio Deco. Allora, il marchio è uno strumento di promozione, praticamente un marchio comunale dove possiamo racchiudere all'interno sia dei prodotti che delle caratteristiche che sono comunali. In questo caso noi abbiamo disciplinato il pane e le carni bovine. E l'obiettivo qual è? L'obiettivo è quello di creare una filiera corta. Praticamente lo stesso marchio ti permette con un unico marchio promuovere il sistema San Mugheo. L'altro intento è quello di certificare una filiera, cioè nel senso che io con quel marchio certifico che il mio pane è prodotto da grani samughesi o sardi, per poi essere prodotti come si faceva una volta. Io ti ringrazio Gianni per questa meravigliosa giornata, ringrazio anche a te Francesco, ringrazio la Proloco e tutti gli abitanti di San Mugheo e ti porgo l'omaggio da parte del comune di Capoterra, da parte del sindaco Francesco Dessì, questo libro proprio perché è il suo primo libro, il primo libro che ha pubblicato, e descrive alcune storie proprio dedicate anche al suo paese, alla sua cittadina Capoterra, e quindi questo è l'omaggio per te. Grazie. E invece tu cosa hai scelto per il prossimo comune che andrò a visitare? Noi ringraziamo il sindaco di Capoterra e noi regaliamo il libro sul costume di San Mugheo col cuscino. Quindi regali veramente bellissimi. E questo regalo è per lei. Grazie, grazie mille, quindi davvero gradito, con il cuore, grazie. E a questo punto brindiamo all'isola che c'è, a voi telespettatori, a San Mugheo e a tutta la Sardegna. Cin cin e grazie. Saluti a tutti. Amici dell'Isola che c'è, anche questa puntata è terminata. Mi raccomando, continuate a seguirci ogni giovedì, sempre alle 21:30 su Telecosta Smeralda. Grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata e a Zibiri Giobia. This is what you are.